E allora signore e signori, benvenuti al salotto, facciamo un applauso sporadico, diciamo buttato per, Su via. per rompere il ghiaccio e per cominciare questa puntata del salotto qui dal Lab, da Piazza Vittorio, del 14 di ottobre. Avremo come al solito tutta una miscellanea di generi e di artisti, perché verrà a trovarci Ukulele Rino, quindi c'è qualcosa di ukulele, verrà a trovarci Stefano Grido e abbiamo pronti già qui sul palco una band intera. Signore e signori, il nome è tutto un programma, abbiamo qui la solita disgrazia. Grazie. Benvenuti ragazzi, Grazie per benvenuti. 4, 5. Vabbè, io sono partito subito così su sta cosa del nome, ma chiaramente poi l'affronteremo strada facendo. Noi adesso dobbiamo andare a scoprire tutto il progetto, perché so che stasera ci presenterete delle canzoni Inediti. Sì, inedite, sì, praticamente, sì. che adesso verranno edite perché siamo anche in streaming. Poi andremo sul sito di Corto Corto, chissà, cioè dalla pagina Facebook di Corto Corto, e poi andremo anche su Radio Reporter Torino, quindi preparatevi che nelle prossime settimane, magari anche al martedì dalle 11 in poi, quando va in onda il salotto su Radio Reporter Torino, ma vi avviseremo chiaramente. Allora adesso bando alle ciance, perché so che avete già fatto il soundcheck, eravate già mezzi caldi, vi ho fatto fare questa pausetta così per il tè, e invece adesso volete partire. Con che cosa aprite questa vostra performance qui al salotto? Qual è il titolo di questo primo brano? Questo è il nostro ultimo pezzo e si chiama La solita disgrazia, giusto per ricordare. È la title track, diciamo. Sì. Diciamo, di Title questo track di film, di questo qualcosa, film, di questo sì, film, di questo che, film, di esatto. questo film che adesso andremo Fantastico. in qualche modo a vedere. Allora, diciamo, andiamo a scoprire magari con la canzone qual è questa solita disgrazia, vediamo di che si tratta, ma siamo sicuri che questo è un nome doppio. La solita disgrazia, ci suona la solita disgrazia. Siamo la solita disgrazia, siamo solo una minaccia per noi stessi e per gli altri. In fondo non siamo troppo scaltri, vogliamo ricevere ciò che diamo, parlare di cose che non sappiamo e poi con scuse magistrali trascuriamo ciò che abbiamo. Certo è che abbiamo fallito, non c'è proprio nulla da fare se non imparare a boicottare il dolore che ci fa male. Avevamo voglia di spezzare monotonia e stabilità ed ora abbiamo solamente la nostra ora di libertà. Sai che a volte penso possa andare bene, i disastri sono ovunque ma non stanno insieme. Ma no, non mi piacerebbe, no. Siamo la solita disgrazia, siamo solo una minaccia per noi stessi e per gli altri. In fondo non siamo troppo scaltri, vogliamo ricevere ciò che diamo, parlare di cose che non sappiamo e poi con scuse magistrali trascuriamo ciò che abbiamo. Sai che a volte penso possa andare bene, i disastri sono ovunque ma non stanno insieme. Possa andare bene, i disastri sono ovunque ma non stanno insieme. Sai che a volte penso possa andare bene, i disastri sono ovunque ma non stanno insieme. Siamo la solita disgrazia. Wow.
La solita disgrazia, questo è diciamo il titolo che viene anche ribadito diciamo dal nome della band. Adesso chiaramente la domanda è di rito, cioè come mai questo nome così diciamo effettivamente che si ricorda, però qual è sta disgrazia, qual è sta solita disgrazia, se ce n'è una? Non lo so, vorrei tantissimo che loro potessero avere un microfono per Lo so, per quello tu rispondere stai al posto cantando mio. È tocca un a te. casino, ragazzi. È difficile, è difficile. E comunque no, la solita disgrazia perché le disgrazie accadono e così. Insomma, No, è anche bello che poi, essendo l'ultimo pezzo, è diventato anche il nome del gruppo, quindi sì, vi siete esatto. formati da poco, diciamo, possiamo dirlo, sì, o vi siete riformati da poco? relativamente, abbiamo cominciato a suonare non da tantissimo, e in realtà ci conosciamo tutti dallo scorso settembre. Ah, cos'è stato? Avete Sì. fatto una crociera insieme? Abbiamo fatto Com'è ci siamo conosciuti, uno è morto, infatti avevamo due bassisti. Era quella la uno- solita. No, vabbè, scherzando. e niente, quindi questo è. Vi siete conosciuti a settembre di un anno fa e casualmente eravate tutti musicisti, com'è andata? Sì, no, ci siamo incontrati appunto perché eravamo musicisti. Io cerco di fare sì, un po' sì, quello era diciamo che indaga. fatto Quindi apposta. avete fatto, diciamo, Mascalzoni. vi siete selezionati da soli, vi siete autoselezionati e avete cominciato a buttare giù un po' di brani. Questa sera ne ascolteremo alcuni che insomma state registrando. Com'è? Sì, ne abbiamo registrati 4, per ora vogliamo fare Altri 4 così. eventualmente, sì, esatto, per concludere. Andiamo a fare 8 Poi possiamo e poi tornate dividerci qua a andare presentarli. Sì, anche sì, volendo, prima di separarci. Prima di separarci, bravi, avete già un Possibilmente. progetto che sia ecosostenibile. Bisogna diciamo. pensare a tutto. No, ma figurati, lo non dice a alla me, disgrazia. ormai è chiaro. Va bene, allora la prossima canzone come si intitola? La prossima è Parte malata. Vedi, rimaniamo sempre su cose diciamo tipo Mulino Bianco. Sì. Questa è Parte malata, signori e signori, loro sono la solita disgrazia. Sogno ricorrente che mi debilita durante la veglia. Sono solo in mezzo agli altri e non riesco ad avere nemmeno la voglia di pensare, andare e fuggire da questo deserto di sentimenti. Mi rende arido come il Gobi, sento la sabbia tra i miei denti. Sento i passi pesanti dei presenti passanti in una cacofonia di menti pensanti. Stendono nero che trame sul mio emisfero sinistro, rendendomi sensibile agli urti, ma che fossi energia disca. Mi rivolgo a quella parte malata, così bruciata, caduta e mai rialzata del mio essere alieno in un mondo pieno di dolore, parole ed emozione. Mi rivolgo a quella parte malata, così bruciata, caduta e mai rialzata del mio essere alieno in un mondo pieno di dolore, parole ed emozione. Sogno ricorrente che mi debilita durante la veglia. Corro solo in mezzo agli altri e riesco ad avere soltanto la voglia di pensare a quanto fa male fuggire da tutti sti sentimenti. Mi rende stanco di aspettare, di avere dell'odio sotto i denti. Mi rivolgo a quella parte malata, così bruciata, caduta e mai alzata del mio essere alieno in un mondo pieno di dolore, parole ed emozione. Mi rivolgo a quella parte malata, così bruciata, caduta e mai alzata del mio essere alieno in un mondo pieno di dolore, parole ed emozione. Mi rivolgo a quella parte malata, così bruciata, caduta e mai rialzata del mio essere alieno in un mondo pieno di dolore, parole ed emozione. Mi rivolgo a quella parte malata, così bruciata, caduta e mai rialzata del mio essere alieno in un mondo pieno di dolore, parole ed emozione.
questa era la parte malata, Sì, questa sì, era la sì, parte malata parte e malata. stavate dicendo che questo fa parte dei 4 pezzi che avete già Dei registrato? 4 pezzi che abbiamo già registrato, sì, questa sì, Questa sì, e anche la prossima. anche la pro. Sì, anche E la come li prossima. avete registrati? Da soli? C'era un produttore? Com'è? No, beh, allora siamo stati appoggiati dal nostro amico Alex Lodge, che ci aiuta grande. anche, nome celebre Alex Lodge, Che ci ai- salutiamo, che che salutiamo. salutiamo assolutamente. E ci ha aiutato anche nella composizione, nell'arrangiamento. Nell'arrangiamento, perché poi vi ha un po' inquadrato, ha detto magari Sì. ragazzi qua ci Sì, vuole, sì, 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 sì. beh, ci vuole un Beh, po' è di giusto, esperienza, è giusto. bello anche no? Avere qualcuno che ne ha già fatti tanti di cose in beh. studio, quando poi arrivi in sto mondo pieno di luci, di microfoni, È una cosa... serve. è una cosa bella. Allora, abbiamo detto quest'altra anche l'avete registrata sempre in studio con Alex, come si Sì. intitola? Allora, questa si chiama Non ha senso. Non ha senso, senso, signore e signori? Probabilmente perché non ha senso, Ma però vabbè, non lo sa, cioè, chi lo non sa? so. Adesso magari glielo troviamo, come Sì, diceva il ma- celebre cantautore italiano. Se troviamo il senso, però non la suoniamo più. Non la suonate. Quindi, Potrebbe essere l'ultima volta che la suonate, allora questa. Chi lo sa? Se troviamo il vabbè, senso, se signori, viene bene, la suoniamo per l'ultima volta. Facciamo così. però per il momento questa si chiama Non ha senso. Non ha senso, sì. Sono alla ricerca di un buon motivo per piangere e sfido per passare il tempo. Tutto comincia a starmi stretto come una tuta di nylon in mezzo ad un incendio. Sto prendendo fuoco e la mia vita mi si sta sciogliendo addosso. La sento mentre cola giù con le mie braccia fondendo ogni centimetro di pelle. Sento che si fa strada tra i miei tessuti, un brivido, non sento niente, la situazione è delirante. Mi incita al dialogo, un discorso con me stesso, probabilmente senza nesso, zuppo di disprezzo nei confronti di chiunque, osi ricordarmi che tutto ciò non ha senso, che tutto ciò non ha senso, no, tutto ciò non ha senso. Tutto ciò non ha senso, no. Sono alla ricerca di un buon motivo per piangere e spero che poi cambi il tempo. So che in fondo siamo cloni delle persone mai nate ma in condizioni peggiori. Sento che si fa strada tra i miei tessuti, un brivido, non sento niente, la situazione è delirante, mi incita al dialogo, un bisogno del sesso, probabilmente senza nesso, zuppo di disprezzo nei confronti di chiunque, osi ricordarmi che tutto ciò non ha senso, che tutto ciò non ha senso, no. Tutto ciò non ha senso, che tutto ciò non ha senso, no. Tutto ciò non ha senso. Tutto ciò non ha senso, no. Tutto ciò non ha senso, no. Che tutto ciò non ha senso, no. Tutto ciò non ha senso.
Vabbè, è stata l'ultima volta, potrebbe fare. No, vabbè, non possiamo fare. Possiamo farla ancora? No, No, sì, dai, non no, so. non ha senso e ogni volta diciamo cambia senso in Vabbè, qualche sì, modo. questo è vero. È un senso diciamo che cambia sempre. Bello, mi piace. Un senso cangiante, Allora, ragazzi, scusate, io devo chiedervi, siamo arrivati all'ultimo pezzo perché poi qua abbiamo sempre diciamo delle strettoie, Assolutamente sì. dei limiter. Ma come dire, abbiamo capito che quindi siete in fase diciamo creativa, probabilmente andrete a registrare tra poco altri brani, Sì. quindi diciamo per seguire tutte le vostre news bisogna andare sulla pagina Facebook, sui vari Assolutamente social. sì, siamo su Facebook come la maggior parte delle persone sulla Terra. Basta mettere la La solita solita disgrazia, disgrazia, siamo gli unici a chiamarci in quel modo perché probabilmente non ha avuto troppo. e uno non se lo dimentica sicuramente Però un ci nome sta, così, sì. come la solita E disgrazia. Instagram, anche Instagram. E anche in Instagram, Sì, sì. giustamente, anche in Instagram. Ci sta. Allora, noi come dire, qual è quindi l'ultima canzone che ci fate ascoltare? Quella l'avete già registrata con Alex? Questa è un pezzo? Allora no, questa non l'abbiamo ancora registrata con Alex, però è una delle prossime sicuramente. È una canzone che ci tengo a dedicare a molta gente, ma qui presente in questo momento l'unica persona alla quale mi sento di dedicarla sono io. Quindi mi dedico Te la alla canzone. autodedichi in pratica? Sì, se si può fare. Figurati se io ti dico di no. No, a posto. Vuoi anche spiegarci perché? No. No. Vabbè, ok, non volevo sembrare troppo invasivo, però vabbè. No, vabbè, nel senso si parla. Ok, vabbè. Quindi ti dedichi questa canzone. Sì, esatto. Benissimo. E come si intitola? Mi dai fastidio, vorrei esporti la tesi secondo la quale divergi dal mondo creativo. Mi dà fastidio, sentirti sognare, vederti parlare e poi bromare la coperta di Linus. Battere il muro che costruisco giornalmente, ma quando arrivo a demolirlo mi rendo conto di quanto è possente. Spacchiere rotule e palle ad aspettare che qualcosa cambi, ma in fondo va bene, non fa niente, almeno qualcosa di cui lamentarmi. Cerco di mantenere la calma, in fondo tu non mi hai fatto mai niente, senza contare tutte le volte mi fai sprofondare in un coma apparente. Mi dispiace pensarti così, ma non saprei in che altro modo. No, questo non è un problema tuo, dato che il mio è solo uno sfogo. Mi dai fastidio, vorrei esporti la tesi secondo la quale divergi dal mondo creativo. Mi dà fastidio, sentirti parlare e vederti sognare e poi bromare la coperta di Linus. Mi dai fastidio, vorrei esporti la tesi secondo la quale divergi dal mondo creativo. Mi dà fastidio che provi fastidio per un mio fastidio, adesso deliro. La solita disgrazia, grazie mille, thank you very much. Il nostro ovviamente è un arrivederci, quindi vi aspettiamo presto con questi nuovi brani, facciamo un grosso in bocca al lupo. Grazie. Grazie ancora per aver partecipato. Allora adesso facciamo un brevissimo cambio palco e tra qualche istante sarà il momento di Ukulele Rino.